Rieccoci per l'ultima parte, appuntamento a mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook, ospite lo ringraziamo il sindaco di Padova Sergio Giordani. Allora, stavamo parlando prima della pubblicità ovviamente per quanto riguarda il rimpasto di giunta, il sindaco ne sa una più del diavolo, così si dice, ovviamente non me lo dice, ovviamente la decisione dovrà prenderla fra poco perché ovviamente Arturo Lorenzoni si candiderà e dovrà per forza lasciare il posto a qualcun altro. E quindi proprio c'è tempo. Manca poco, manca... poco, 10, 15, 20 giorni c'è tempo. Ho tante cose da fare, vi garantisco che non mi annoio, per cui l'ultimo dei miei pensieri di queste cose qua, mi interessa più altre cose. Ma le altre ormai le stiamo risolvendo tutte ad uno a uno, qual è la cosa che la fa pensare più di altri? L'economia della città. L'economia, per risolvere c'è il problema, lei io ho un grosso problema personale, inteso come responsabilità, non persona, per responsabilità amministrativa dell'economia della città. Sono molto attento a queste cose perché economia vuol dire non in senso di reddito, vuol dire anche socialità, vuol dire che gente licenziata, gente che non ha più posto di lavoro. Stamattina ho visto davanti alla provincia, quando sono uscito, c'era una manifestazione di quelli che fanno aiuti alle mense, collaboratrici, certo, che non hanno salari, prendono 200 euro, 300 al mese, non hanno nemmeno quelli, e per cui mi imbarazza quando vedo queste cose. È difficile pensare che uno non abbia i soldi per vivere, non abbia i soldi per fare la spesa. Noi stiamo continuando, grazie all'aiuto anche della fondazione, noi stiamo aiutando ancora oggi a dare borsa della spesa. Provate a pensare a una persona, una famiglia che non può fare la spesa perché è stato licenziato, perché non ha la cassa integrazione. Certo. È drammatica la faccenda, per cui non sto drammatizzando tutto, sto dicendo che l'economia per me è una cosa importante perché vuol dire socialità, vuol dire posti di lavoro, dignità, vuol dire tantissime cose. Ecco, nonostante questo benedetto maledetto e-commerce che ovviamente porterà comunque via tanti commercianti con le loro piccole botteghe in tutte le città del mondo, non solo di Padova. Sicuramente è un problema che altro che centri commerciali, ma lo dicevo ancora tempo fa, altro che centri commerciali, l'e-commerce sta creando veramente grossi problemi, ma è incredibile quello che sta facendo. Ognuno dà la colpa agli altri, però ricordatevi che se chiudono i negozi in centro, i negozi in periferia e tutti quanti noi andiamo con l'e-commerce, dopo è inutile lamentarsi di spacciatori, violenze. Io mi auguro ritorni il vecchio artigiano, sindaco. Anch'io. Io devo dire che sarà la mia età, che non è ovviamente confacente con l'e-commerce, ma io preferisco toccare e vedere il rapporto umano, non c'è niente. Chiudo e vi ricordo che abbiamo una responsabilità tutti, se chiudono i negozi anche per questo motivo, e non date colpa all'amministrazione, al commerciante, al barista. Attenzione, che queste cose si pagano sotto altri aspetti. La città non viva, non illuminata, crea problemi di sicurezza a tutti. Certo. Dove c'è la Rinascente? Cosa manca poco che termini il lavoro? Dovrebbe essere aperto a fine anno, ma penso che là avrà 4-5 mesi di ritardo, perché quella è una zona centrale, vitale, è vitale. Dove aprire a fine anno, può essere che mantenga anche, però ho visto passando, perché abito vicino, non ci sono lavori, per cui penso che anche lì si sono fermati per 4 mesi. Siamo in chiusura e quindi aspettiamo Natale per sapere se lei si ricandida, perché ovviamente è Natale. Il tempo finale che lei ha dato, e per il rimpasto di giunta mi sa dire prima di Natale. La settimana prossima sicuramente prima di Natale. Così sarà un uomo o una donna? Cosa? Quello che sostituisce? Non lo so. Sto provando tutte le strade, mi dio la mano, no? Non lo so. Perché? Ma lo sa? Perché è impugnato così con me? Tanto se potessi farei tutte donne, perché sono veramente meglio degli uomini, vi garantisco, sotto tutti gli aspetti. C'è la possibilità che sia una donna allora? A fare cosa? È il vice sindaco? Non lo so questo, ma sto parlando in genere e categoria.
donne, sono brave. Va bene, Io ne ho anche a casa, ne ho nipoti, hanno ammazza in più, ce n'è da fare. pensa lei quanto le sa più del diavolo quando si mette. La ringrazio, in bocca al lupo, Sindaco, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo, che c'è sicuramente necessità, perché visto tutto quello che è successo ovviamente l'amministrazione ha un ruolo molto importante per la ripresa della città stessa. Quindi, la fortuna è collaborare con tutte le istituzioni, questo è importante, e questa è la mia fortuna di Padova. Tutte le istituzioni vuol dire tutti, prefetto, questore, carabinieri, esercito, finanza, tutti, e questa è una grande fortuna. Clero. Clero, ovviamente, fondazione Clero. È una città incredibile. Lo vedo sempre presente a tutte le messe, quindi è diventato devoto. Certamente. In maniera così. Va bene, sperando che poi il Padova vada in Serie B, ricordiamo che questo... No? Quello mi piacerebbe. Il Presidente è un Presidente economicamente benestante, quindi speriamo prima o dopo... Io vado anche la prima partita. Va a vederla? Ho chiesto se posso, mi hanno detto che la Lega ha detto che assessore allo sport e sindaco può andare. Anche lì raccomandato. Ma vado volentieri, devo dire, vado volentieri. Ma le sembra giusto? Mi manca, ma io spero, mi auguro che il Padova ce la faccia. Non ho niente contro Vicenza, ma io voglio che il Padova ce la faccia. Voglio che il Padova Vicenza è già andato. Lo so, per quello dico. Per questo ho detto questo. Vabbè. Poi in questo periodo si ricordava appunto il Padova quando era lei che l'ha portato e che ha fatto, perché è stato credo ultimamente l'unico presidente di Serie A, perché Pugina è stato andando in Serie A, lei è stato il presidente della Serie A e che poi ha ceduto la società. Grande personaggio, Maria. Serie A, a dei grandi uomini come Corubolo, Fioretti e Viganò. Grazie signor Sindaco di stato con noi, non ve l'ho ricordato. Grazie di stato con noi, buona serata. Invece l'appuntamento a mercoledì prossimo, un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte. Questo programma è stato offerto da Dispar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta.